Accento parte prima. L'accento può essere tonico oppure grafico. L'accento tonico, o accento semplicemente, è il maggior risalto che viene dato ad una sillaba nella pronuncia rispetto alle sillabe vicine. Per cui si hanno sillabe toniche o accentate nella pronuncia, e mi ripeto, accentate nella pronuncia e non nella grafia, e sillabe atone, non accentate nella pronuncia. Va inoltre ricordato che il centro della sillaba è sempre una vocale e si avranno pertanto vocali toniche o accentate nella pronuncia, ripeto, nella pronuncia, e vocali atone non accentate nella pronuncia. Nel milanese, come in altre lingue, la posizione dell'accento nella parola è variabile. Esso può essere sull'ultima, penultima, terzultima o quartultima sillaba, e ne consegue che la parola si chiamerà rispettivamente tronca, piana, sdrucciola, bisdrucciola.